sensazione che la prima notte a Istanbul la passeremo in taxi, dormiremo qua. Siamo bloccati in un ingorgo stradale di proporzioni bibliche. Poi ho anche capito perché i turchi fumano così tanto, perché è sempre meglio che respirare lo smog che c'è qui. Ecco, questa è la tipica colazioncina che i turchi fanno al mattino. Vediamo che tutto si basa sul pound cake, ovviamente non può mancare il caffè turco, e poi sul pancake a scelta si varia dal salato al dolce. Vediamo uova con la pancetta, il miele, marmellate, frutta secca, affettati, olive, chi più ne ha più ne mette. Davanti a noi la Moschea Blu, una delle più famose, con i suoi 6 minareti. Sì, 6 minareti. E qui abbiamo la famosa Santa Sofia. Piccolo particolare, Istanbul è stata costruita, la vecchia Istanbul è stata costruita su 7 colli. Vi ricorda qualcosa? Hagia Sofia, la sapienza divina. Prima basilica cristiana, poi moschea dopo la caduta di Costantinopoli nel 1453 e dagli anni 30 del secolo scorso museo per volere di Mustafa Kemal Atatürk, il padre della moderna Repubblica Turca, che volle anche laicizzare lo Stato e quindi renderla un monumento visitabile a tutti. E proprio oggi c'è anche Erdogan in visita, non so, infatti è tutto blindato, polizia ovunque, carri armati, esercito, militari, coda infinita per entrare. Pensa che fortuna, una volta nella vita che vado a visitare Santa Sofia mi trovo Erdogan. Ed eccoci all'ingresso del Topkapi, la mitica residenza dei sultani. Questa è la coda per entrare al Topkapi, 200 metri di coda. Cioè il colmo della sfiga, vengo a Istanbul una volta nella vita, cioè aspettavo questo viaggio da anni, vengo qua, Santa Sofia chiusa perché c'è Erdogan, la Moschea Blu chiusa per restauro, una coda di 300 metri per entrare al Topkapi, non so. A chi ho fatto del male io non lo so. Bello, insomma, è bello sapere, è affascinante sapere che di qua c'è l'Europa e di là c'è l'Asia, alla vista, vai a Barcis, è meglio. Siamo a divani e divani nella showroom, ma siamo sempre al Palazzo Topkapi.
presentato la mia Roxelana. Roxelana era la favorita del sultano Solimano il Magnifico, che veniva dalla Rutenia, cioè dall'odierna Ucraina, Russia, Bielorussia, e alle nostre spalle l'Anatolia, cioè la terra dove sorge il sole, ossia l'Asia. Iniziamo con una modesta colazione turca qui sulla terrazza del Seven Hill Hotel, che io consiglio caldamente. Thank you. The church has three divisions. See, the first part, the second part, and the real church. Please follow me. The son of Mustafa Ataturk. Also his soldier. Ah, nice. You are very similar. Ed eccoci di fronte a un'altra delle meraviglie di Istanbul, la moschea di Solimano il Magnifico, realizzata sul progetto del famoso Sinan, uno dei più celebri architetti del periodo d'oro dell'impero ottomano, una archistar di quegli anni, potremmo dire, un Renzo Piano, un Calatrava, che firmò diverse opere in tutte le terre che appartenevano all'impero ottomano. Per esempio anche il famoso ponte di Mostar sulla Neretva in Bosnia e Erzegovina fu realizzato su disegni del Sinan. Un genio, questo Sinan era un fottuto genio. Guardate che teorema incredibile di
colonne, archi, cupole, mezze cupole, cupolette, vetrate, punti luce, incredibile. Tutto ha un senso, tutto segue una logica. È un gioco incredibile di angoli, di prospettive. C'è chi ha disegnato questo senza computer, senza calcolatori elettronici. Deve essere stato davvero un visionario. La moschea blu. E qui siamo al leggendario Grand Bazar, cioè praticamente i turchi, la prima cosa che hanno fatto dopo aver conquistato Costantinopoli nel 1453 è stata costruire questo mega centro commerciale che è attivo dal 1460. Oltre 500 anni di affari, saldi, smedite e prezzi imbattibili. La domenica è chiusa. Bene, anche questo viaggio a Istanbul volge alla conclusione. Ora mi trovo a Buyukada, che è l'isola principale delle Prince Island, questo arcipelago di 9 isolotti che si trovano nel mezzo del Mar di Marmara, tra la sponda europea e la sponda asiatica, che è qui alle mie spalle. Davanti a noi si spalanca l'Asia, è affascinante pensarlo. Vabbè, e con questo, prima che malinconia mi colga, amici romani, concittadini, da Istanbul è tutto. Ciao!